Per me la lingua corsa è soprattutto un piacere di comunicare e di avere una sociabilità possibile per via della lingua. Quando è che avete imparato a fare la corsa? Se imparare è passato in maniera facile perché si parlava corso in famiglia e dunque l'ho imparato in famiglia, l'ho imparato per via di mio babbo, da mia mamma, da mia nonna di nuovo, importante perché io non parla più vecchio e dunque era questa trasmissione naturale di radio. Quando la dublate a lingua corsa? La lingua corsa la adopero quasi in tutti i momenti della vita, la adopero soprattutto in casa in che mi vedo, la adopero con mia mamma, la adopero essendo professore di corso perché c'è di nostro a fare, la gente vi parla in corso, posto che dei anni che voi sapete parlare e per via so più o meno corsofono quasi più la metà del mio tempo, dice, la fare così. Chi rappresenta per voi la lingua corsa? La lingua corsa per me rappresenta dunque suo piacere, ma nel senso che prima è un piacere a parlare, un piacere a sentire e poi soprattutto io parlo sempre io di una specie di sociabilità per via del corso. Non si ride mica della stessa maniera, per esempio, per via della lingua e c'è, dice radio, un piacere intimo ad essa in un stesso ambito che l'altro quando noi parliamo. Come dite la bene di lingua corsa? La fine della lingua corsa io sento un poco, prima dicevo che io hai da pignata si sa un cucchiarono e basta, e non essendo un cucchiarono è difficile per me per intesa di privata, ma infine io so che quando scrivo in corso per esempio è di nuovo una maniera di essere un filo che mi piace, viene a dire che se la lingua si innamora può essere paradossalmente un aiuto per quello che scrive, perché si lotta tanto contro la memoria in una certa maniera e dunque c'è questo peso un po' filosofico dice radio ma ecco l'avvento essendo ciò che deve dire in prigulo su prigulo è un aiuto o può essere un aiuto. Ci sono due lati, l'atto di creazione in due può essere un aiuto e ben inteso a situazioni sociali da pessima che vedi questa lingua sparisce all'uti. Dunque ben inteso non è mica da dire, sono contenti che la lingua corsa sia in pericolo, dico semplicemente che c'è mica forza a lamentarsi sempre, c'è di nuovo una vena possibile perché dal punto di vista della creazione può essere un aiuto.